Eccoci pronti, buona serata, buon giovedì sera, benvenuti su Io Compro Siciliano. Chi si è collegato con noi, benvenuti per la prima volta magari, e quindi è arrivato all'interno di questa famiglia di Io Compro Siciliano, chi ci sta seguendo attraverso la pagina Facebook, chi ha già cliccato intanto sul gruppo, e siamo sempre di più, cresciamo settimana dopo settimana, 265.619 volte. Grazie di cuore, grazie a chi ci segue, grazie a chi insomma porta avanti questo progetto, soprattutto i fondatori. Quindi volevo salutare ovviamente il buon Giorgianni e Morici, che ci seguono sempre, sono lì per capire come vanno tutti i nostri format. È stata la settimana in cui è partito anche il format nuovo con Eliana Chiavetta, quindi abbiamo Io Compro Siciliano Live a mezzogiorno e poi alle 6 del pomeriggio Cristina Ruffino. Abbiamo gli appuntamenti anche del fine settimana e altri ne arriveranno nelle prossime, quindi grazie veramente perché ci seguite numerosi. Stasera puntata come sempre dedicata alla musica e agli artisti che alcuni sono giovani, altri hanno già esperienza, e poi anche il mondo della radio, che ormai da qualche settimana sto tirando dentro a Sicily On Air, perché la radio è molto importante, e poi perché ci sono figure di riferimento proprio che arrivano dal mondo della radio. Io partirei subito con colei che ha accettato il mio invito, e quindi intanto saluto anche Marzia alla redazione, non posso non salutarla. Il lavoro che fa durante la settimana, non solo per Sicily On Air ma anche per tutti gli altri format, è incredibile. Sono contento che lei abbia detto sì, ci sarò. Marina Mistretta che è con me subito in collegamento. Eccola qua. Quindi non ho detto sì, ti sposo. Ah no, scusa, No, mi sei già impegnato. no, sono già impegnato. Tu parti così. Sì, a bomba, dai. Tu parti a bomba. Allora, Marina Mistretta, che è una voce storica, tra l'altro lei e soprattutto la radio per il quale lavora, ovvero RGS, Radio Giornale di Sicilia, ha compiuto da poco praticamente 20 anni, Marina. 20 anni, sì, sono già trascorsi 20 anni di grandi successi. Infatti il nostro claim è proprio il ritmo dei grandi successi. Devo dire simpaticamente ancora, stando agli ultimi ascolti, proprio sono all'esame, allo studio, però ancora tra le emittenti regionali, diciamo, leader. Ecco, abbiamo tirato fuori i dati TER, anche questa Ecco, il bello di non preparare prima diciamo la scaletta con gli ospiti. Hanno carta bianca realmente di dire tutto quello in diretta, e sono contento perché effettivamente RGS è una delle radio più ascoltate in Sicilia. In 20 anni, Marina, devo dire, partendo da Titta De Tommasi, perché tu già c'eri col grande Titta De Tommasi, insomma, che ha lanciato poi. Direttore artistico di Telenorma e Radio Norma, che è una delle maggiori emittenti regionali del Sud Italia e comunque in generale proprio del panorama nazionale radiofonico. Senti, tu in questi anni hai incontrato i big della musica, continui a farlo con degli appuntamenti speciali, proprio speciali del weekend di RGS, quindi la tua vicinanza al mondo della musica, degli artisti anche siciliani, è stato sempre presente nella tua carriera. Sì, dal panorama nazionale, abbiamo detto, internazionale, da Vasco Rossi, Ligabue, LP, Gianna Nannini, Dolores O'Riordan, Amy Winehouse, quando ancora non era neanche tanto famosa comunque nel nostro paese. Tanti, veramente tantissimi artisti, però devo dire fortunatamente tanti artisti anche siciliani, insomma tra i maggiori esponenti Carmen Consoli, Mario Biondi, che tra l'altro prossimamente sarà anche nostro ospite, Mario Venuti, e ancora tanti altri, perché lo dobbiamo dire, il Made in Sicily, data la piattaforma, davvero fa gola, abbiamo qualcosa di particolare nel nostro sangue, nel nostro DNA. Allora, tra poco con Marina parleremo anche nel corso di questa puntata anche delle domande che Marina in qualsiasi momento potrà fare a tutti gli ospiti che saranno presenti con noi, perché è una mia collega, quindi di conseguenza mi potrà aiutare anche a affrontare questa puntata, parlando anche di come la radio ha aiutato molta gente in un periodo come quello che stiamo vivendo, cioè in piena pandemia la radio ha retto bene, è uno dei mezzi di comunicazione comunque più utilizzati dagli italiani, nonostante una flessione nazionale, Marina, un po' c'è stata dai dati TER, dai dati delle radio.
Beh, forse chissà, è inciso proprio il lockdown, probabilmente a casa magari si usano piattaforme anche per quanto riguarda le serie televisive, film, non so come Netflix, Prime, Amazon e così via, quindi forse un calo fisiologico dovuto a questo, ma perché poi si sono spostate proprio le modalità per fruire di questo mezzo, per ascoltare la radio. Però devo essere sincera, RGS è retto. Anzi, Ecco, benissimo, un leggero non aumento. manca occasione, non manca occasione per vabbè. Poi calò. Radio Unite sempre, voglio dire, io lavoro per Prima Radio, ho sentito l'altra settimana Dario Spada di Radio 105, un siciliano doc, oggi Marina Mistretta, sentiremo Giulia Teri che ci manderà qualcosa e altre voci che lavorano sia qui che fuori. Adesso invece è arrivato il momento di far entrare nel club anche una cantautrice palermitana con veramente la Sicilia nel cuore, è giovane ma già tanta esperienza perché ha fatto diverse situazioni nel mondo della musica. Cinzia Gargano, benvenuta. Hai condiviso, Marina? Hai condiviso? Hai condiviso, Marina? Sì, ho condiviso. Okay. Certo. Cinzia, benvenuta, hai condiviso? Ciao, Hai condiviso? assolutamente fatto. E allora, noi ci conosciamo con Cinzia, intanto ben arrivata, cara. Ci giovane, però insomma, così, una via di mezzo. Senti, io mi ricordo di te quando eri insieme alle altre tue colleghe amiche tanti anni fa, formavate un terzetto. Sì. Te lo ricordi? Ti ricordi quel terzetto? A TRM si può dire. Sì, si può dire come no. Nel lontano 2014. Sì, sono passati 7 anni. Le altre due colleghe stanno comunque nel loro percorso artistico. Sì, è un progetto che io ho amato tantissimo, che porterò sempre nel cuore. Vuoi non vuoi mi ha dato il via anche per fare quello che faccio oggi, quindi ben venga. Le Morgane, mi ricordo queste Morgane che erano carine, veramente molto carine. Senti, tra l'altro tu sei in piena attività, nel senso sei una di quelle artiste che non si sta fermando proprio con un progetto e non è un caso che stasera in collegamento da Catania famo una cosa. Visto che ho visto che hai fatto qualcosa come conduttrice, non mi ricordo in quale canale televisivo, però ho visto che lanciavi delle cose, insomma, proprio è vero, Cinzia? Sì. In due radio. Ho lavorato in 2 radio. Diciamole. Radio In, come volto televisivo, facevo i lanci televisivi. Per Maurizio Midulla, e poi a Radio Time quest'estate in un programma pomeridiano, la speaker, o quantomeno ci ho provato perché non è il mio primo lavoro, quindi dire... Occhio perché la Mistretta è lì che ascolta e potrebbe... Sì, no, allora, posso dire, sto assolutamente leggendo in real time un po' quella che è la tua scheda, no? La tua biografia. Brava, complimenti. Tra l'altro leggo, insomma, questa è una cosa che mi incuriosisce parecchio, insomma, sei stata anche in lizza per esibirti in diretta Rai al concertone del 1° maggio a Roma. Sì, è stata una bella soddisfazione perché la semifinale nazionale comunque è una gran bella cosa, che poi non si arrivi sul palco, ovviamente 1 su 1000 ce la fa, come dicono in tanti, però già arrivare a quel punto è stato veramente una grande emozione. Poi il primo singolo col nuovo progetto, quindi è stata un'apertura grande verso quello che è il panorama nazionale, perché vuoi non vuoi, poco prima, tranne Red Ronnie col Fiat Music, ero rimasta comunque sempre in zona Sicilia. Senti, ma sai, questa carriera è fatta di questo comunque, quindi sono passi fondamentali. Sì, e poi comunque Vincenzo Canzoni, io ti vorrei dire una cosa. Sì. Ecco, Marina Mistretta ha detto, non ho detto io ti sposo, però ti do una notizia in anteprima che non sa nessuno tranne i più stretti, ma siccome non ci ascolta nessuno, sì. Vincenzo Canzoni, io mi sposo. Ma veramente? Ma quando è arrivata? Sta promessa quando è arrivata? Questo martedì. Quindi... Ma è meraviglioso, ma sembra live, non è la D'Urso, non sembra più, cioè, capito? Non ti ascolta nessuno. Bravo, auguri. Senti, promessa sposa, ascolta, come si chiama il futuro marito? Riccardo.
Ecco, bene, si chiama Riccardo. Senti, adesso cerca di concentrarti e mi fai la presentazione dell'artista catanese che è collegato con noi stasera, con cui tu collabori. Sì, ok, allora, Vada. signori, ladies and gentlemen, ecco voi un artista, un cantautore, un autore di grande spessore, Maurizio Musumeci, in arte Dinastia. Eccolo Ciao qua. a tutti, io dico subito che non mi sposo, questo lo dico subito così. No, Non c'è nessuna notizia, non mi sposo. Singolo? Sì, single, sì. Single, dai. Allora, scusa Marina, Però perdona, tu stai facendo il scusami. quarto grado a tutti No, e io non può non devo... approfittare, scusa. Ma scusa, può approfittare del mezzo. Mistretta, lei chiede a Dinastia se è singola e io non devo chiedere a lei, Mistretta, com'è la situazione sentimentale che la riguarda? Ah, NP. Non pervenuta. NP, non pervenuta? Sì, NP, non pervenuta. Avevo Esatto. altre notizie. Vabbè. Ma guarda, c'è tanto da chiedere comunque a Dinastia perché hai un bel curriculum, complimenti. Grazie. No, è vero. No, ma tra altre cose, Dinastia, hai aperto i live di Ax e Fedez? Sì, è stata una bella esperienza quella lì perché mi ha messo davanti il suo pubblico ed è stato bello il fatto che ho catturato un po' del suo pubblico e adesso sono persone che mi seguono, questa è una cosa fantastica e ringrazierò sempre Ax di questo regalo che mi ha fatto. Tra l'altro, credetemi, Dinastia è un artista che, a parte questa cosa che abbiamo detto, è anche uno che scrive per gli altri, cioè si dona per gli altri, è vero? Sì, è una cosa che l'autore è diventato, diciamo, un mestiere nel tempo, era un esperimento all'inizio, poi grazie a Marco Mengoni con Parole in Circolo è diventato un mestiere, quella cosa lì mi ha permesso poi di poter veicolare i miei messaggi attraverso altre voci e questa è una cosa che mi piace tanto. Tra l'altro c'è una canzone che io mi ricordo che ne abbiamo trasmesso anche alla radio di Francesco Guasti che ha fatto Sanremo Giovani nel 2017, è vero Dinastia? Questa canzone esatto. Universo l'hai scritta tu. Esatto, sì, questa canzone qui è stato l'esperimento che mi ha fatto capire che questa cosa la potevo fare perché arrivare a Mengoni è stato tipo un terno all'otto e Mengoni si sa che anche se canta le pagine gialle fa il platino perché Mengoni è forte, bravo e quindi va bene. Quindi la prova qual era? Riuscire a piazzare un brano con qualcuno magari che non è tanto conosciuto e vedere il risultato quale fosse. Devo dire che sono contento perché poi è arrivata terza a Sanremo, è stato un brano molto passato in radio, nonostante c'era l'azzardo che, sai, non era tanto radiofonico il pezzo, perché il ritornello partiva a 1 minuto e 27, quindi era un azzardissimo questa cosa qua. Però nonostante questo è andato bene, il brano è piaciuto, quindi sono contento di questa cosa qua. Intanto volevo leggere qualche messaggio che c'è, che arriva, caro Paolo Gatto che stai curando la regia, se vuoi mandarmi in sovraimpressione come si diceva 30 anni fa, però mi piace sempre utilizzare questa terminologia. Gio Blandi che ci segue da New York, un caro e fedelissimo ascoltatore, un punto d'ascolto a New York che a me oggettivamente mi fa... Gio Blandi! Capito? È uno molto attaccato e legato a quello che succede nella nostra città. Lo vuoi salutare Marina? Beh, assolutamente, lui segue RGS, fedelissimo ascoltatore, no, davvero, non sto scherzando, da 20 anni, credo, lui segue... Ho capito! Ma allora, scusa. per condicio, segue tutte le radio siciliane, no, davvero, è uno di quegli ascoltatori che è legato comunque tramite tutti i mezzi radiofonici siciliani alla sua terra, no? Un abbraccio a Marina dalla gelida New York, credo sono uno dei primi ascoltatori di Marina, quindi evidentemente hai ragione. Luca Leonardi, 20 anni insieme a RGS Radio Giornale Sicilia, adesso qua la clac di RGS cresce, che è un piacere, sono contento, c'è Michele Livolsi, buona serata a voi. Poi che abbiamo complimenti Vincenzo Canzone, Marina Mistretta, Cinzia Gargano, vabbè, insomma, quindi arrivano dei saluti da parte di Michele, vabbè, auguri a Cinzia e Riccardo, già entrano nel matrimonio, capisci? Molti si vogliono magari autoinvitare. Grande Maurizio Musumeci e Lina Gervasi, Maurizio,
che ti saluta. Francesco Bunetto, Grande Francesco, stiamo parlando, Maurizio, grande persona, amico e vero professionista. Francesco Bunetto, che è stato mio ospite, va bene, ci fermiamo così per con i messaggi. Caro Dinastia, sono stati i Bella Morea, sono stati i nostri ospiti, perché è un'altra delle realtà siciliane che sto seguendo con molta attenzione e tu li conosci molto bene. Esatto, sì, no, loro sono fantastici, fratelli Bunetto, sono delle persone squisite. Io ho avuto il piacere di collaborare a un brano loro e mi ha stuzzicato tanto l'idea di scrivere in dialetto, quindi loro scrivono in dialetto e quindi abbiamo fatto sto pezzo si chiama Malu Parrari e mi sono cimentato nel dialetto rap, è stata una cosa bella. E poi mi hanno cambiato il favore, perché poi Emanuele ha scritto nel mio ultimo singolo con la Pisci la parte in dialetto, perché volevo il suo contributo per una parte che omaggiasse i cantastorie, quindi è stato un grande per questa cosa qua. Allora, posso chiederti, Maurizio, scusa, no, vai Vincenzo, vai. No, anche perché c'è Dario Effettivo, che tu conoscerai, che lavora ormai anche nel gruppo Io Compro Siciliano, dice: Marina, vecchi ricordi pieni di successi, bravissima conduttrice, un caro saluto a lei, al nostro strano Dario. Stasera la tua voce lavorerà meno del solito con tutti questi colleghi. E poi Claudia Barcellona, Dinastia con tanti cuori. Questo perché ci stanno seguendo, c'è gente che entra e esce, come le dirette live streaming, insomma, c'è il passaparola. Davide Morici, uno dei fondatori. Buonasera a tutti i grandi ospiti di un format vincente esclusivo. Complimenti Vincenzo Canzone, grande professionista. Poi ti offro una cena quando si potrà andare oltre il coprifuoco, caro Davide. Marina, prego. Guarda, domanda classica, canonica, però sono molto curiosa. Perché proprio hai scelto come pseudonimo, come nome d'arte Dinastia? Guarda, ti potrei dire chissà quale significato dietro e sarei bugiardo, perché in realtà l'ho scelto, io ho 33 anni, l'ho scelto quando avevo 13 anni, più o meno, e perché iniziavo sta cultura hip hop, queste cose così, e cercavo un nome d'arte. Dinastia mi piaceva come suonava come nome, e adesso negli anni me lo sono tenuto sperando che suona bene Dinastia, cioè nel senso che adesso suono bene, spero. Assolutamente sì, e noi da Catania, perché tu sei a Catania, vero? Sì, provincia di Catania, Paternò. Perfetto, abbiamo fatto bene a precisarlo, quindi salutiamo gli amici, chissà, magari arriveremo a Paternò attraverso una delle condivisioni. Nascono a Palermo nel 2019, quindi sono giovincelli all'interno del laboratorio. Ciao mamma, oggi sono al mercato, si sta parlando di loro. Cinzia già ride, la Gargano ride. Perché ridi? No, perché mi piace molto il nome di questi ragazzi. Quindi... Ti piace il nome? Ma non solo perché sono molto simpatici e carini, sono 3 fratelli e un'amica che è diventata cosa di famiglia, cioè sono 3 congiunti nella stessa casa. Noemi, che non era a casa dei Gelardi al Limone, comunque collegata. Prego regia, buona serata ragazzi, colleghiamoci, siamo in tanti. Buonasera, ciao. Che carini Gelardi al Limone, anche se non è estate, però mi rinfrescate la serata qui a Sicily On Air. È vero che siete 3 fratelli e Noemi è come se fosse una sorella? Sì. È praticamente una sorella, praticamente siamo insieme più di quanto io veda loro, probabilmente. Praticamente sì. Sì, è vero. Avete un'età media che ovviamente io, Marina, Dinastia, soprattutto Cinzia, ancora noi portiamo l'età media a andare. Stavo proprio per chiedere l'età media, giovanissimi. Quanti anni? Allora, io 23, 21, 13 e 29. No, 20 tutti e due. Sì, 20 entrambi. Avete condiviso, ragazzi? Sì. Ecco, perfetto, va bene. Allora, voi, la cosa bella è che avete sviluppato una serie di canzoni, vi siete concentrati dal punto di vista di tematica, e per quanto mi riguarda i giovani che già affrontano tematiche molto importanti è una cosa da mettere in risalto. Chi me ne vuole parlare di voi? Gelardi? Vado io che sono quello che fa propria, sì. Sì, diciamo che abbiamo avuto modo di partecipare prima, abbiamo scritto un brano il 23 maggio proprio appunto per l'occorrenza l'anno scorso, e poi abbiamo scritto un brano per questo laboratorio, Ricordati chi sei, organizzato dalla cooperativa 3P, anche dal Dipartimento della Parità, delle pari opportunità, grazie. E quindi abbiamo parlato della violenza di genere in tutte le sue sfaccettature. Ora, io studio filosofia, quindi per me questo era proprio pane quotidiano. Quindi sì, abbiamo scritto su un tema, però lo abbiamo fatto in maniera molto spontanea
E in particolare poi per Ricordati chi sei abbiamo usato testimonianze vere di persone che hanno subito violenza in base al loro genere, qualunque esso sia di fatto. E quindi sì, insomma, ci siamo lanciati. Bravi, io vi faccio l'applauso perché così giovani, voi siete ragazzi di Carini se non sbaglio, siete tutti della provincia, giusto? Siete di Carini. Marina, che bello sentire ragazzi così giovani che affrontano tematiche, è sempre importante parlarne anche in una serata come questa. Sai, se arriviamo a colpire qualcuno che ancora la pensa non in questo modo, abbiamo fatto bingo, vero Marina? Decisamente, perché l'esempio deve arrivare proprio da chi magari appartiene ad una determinata fascia d'età particolarmente colpita, e quindi in questo caso bravi, ma bravi anche, devo dire, cambiando un po' registro, se mi consenti Vincenzo, per quelle che sono le atmosfere del vostro singolo, così giovani eppure insomma atmosfere anche un po' così, un po' 70, un po' garage. Sì, ci ispiriamo un po' anche a questo genere, ci piace attingere anche a quegli anni soprattutto. Poi Soda Caustica doveva essere un brano caustico, gli anni erano quelli, gli anni 60, gli anni 70. Sentite ragazzi, ma qualcuno di voi stasera è in vena di canticchiare Soda Caustica? Cioè, avevate pronto qualcosa? Sì, assolutamente. Allora, per cominciare, poi tutti gli altri preparatevi, poi dopo vado subito da Cinzia Gargano perché mi parlate insieme a Dinastia di questo progetto e via via andiamo avanti, anche perché il tempo è tiranno. Allora, i ragazzi, come vedete, non era preparata la cosa, cioè non era preparata. Assolutamente. Quindi, ecco, ma fatemi capire, ma Noemi, da un'altra parte, a casa sua, come farà a partecipare? Farà la spettatrice? Sono vicina col cuore. Farò la fan dall'altro lato per adesso. Ecco, Noemi, scusami, perché Gelardi al limone? Allora, Gelardi al limone è il nome che ci ha dato Claudio Terzo, che salutiamo, e un po' ci rappresenta. Intanto perché il limone è un frutto, un agrume anzi, tipicamente siciliano intanto, e poi è frizzante, che diciamo si ritrova un poco in noi che suoniamo, perché siamo sempre molto attivi, appunto abbiamo questa cosa di voler mettere tante cose insieme, ma anche un po' acidulo, che diciamo Stefano, che è sempre quello che si fa prendere un po' più dall'ansia perché vuole avere tutto sotto controllo e quindi ogni tanto cerca di placare i nostri animi, però diciamo ci equilibriamo tutti a vicenda. Quindi per questo Gelardi e Limone, e Gelardi è il cognome di Stefano, Francesco e Michele, che nascono come trio. Io mi sono unita dopo, però siccome appunto mi sento proprio una sorella, abbiamo mantenuto questo nome perché Gelardi tutti insieme. Senti, Soda Caustica, anche se la qualità, come sta avvenendo in questi mesi, è quella tipica di lavorare in remoto, in lavoro agile, però va bene così perché ce la gustiamo. Fateci l'inciso ritornello della loro nuova canzone, della vostra nuova canzone. Prego ragazzi. Quindi lo vai. Vomito acido veleno rosa, dolce corrobora la mia gola, bolle innocenti di schiuma viola, vorrei rimpiangere ogni cosa. Posa quei libri non servono a nulla, che la politica non è da donna, fa un passo indietro a badare i bambini, nel lusso dei tampax e dei pannolini, chiave che apre ogni porta va bene, ma serratura a te non conviene, vestiti, siedi, comportati a modo, poi truccati, ridi, stai zitta, esplodo. Vomito acido veleno rosa, dolce corrobora la mia gola, bolle innocenti di schiuma viola,
vorrei rimpiangere ogni cosa. Beh, bravi. Bravi. Marina, Posso dai, dire una cosa, ed è assolutamente un complimento, perché sebbene la mia veneranda età mi potrebbe portare a dire di essere un po' vintage, decisamente, però loro in fondo lo sono, e quindi vi sto facendo un complimento, soprattutto per quanto riguarda la voce, molto alla Maneskin, che secondo me sono fighissimi, davvero, sono pazzeschi. Onestamente, sì. È la prima. Sì, non so se vi piacciono o meno, però sono bravi loro, quindi assolutamente un complimento. Sì, sono giovani, si sono fatti sentire. Pensiamo di avere uno stile diverso, perché comunque questa è una canzone scritta per una tematica, però accettiamo un complimento. Speriamo di poter fare bravi. Secondo me sentiremo parlare, come si dice in questi casi, sentiremo parlare di Gerard Del Limone. Ne sono convinto, perché almeno un po' profeta in questi anni lo sono stato. Gargano, c'è Scusa Danilo. se ti interrompo, non si vedono le mani, sono partiti gesti scaramantici secondo me a questo punto. Ma dai, ma Gelardi, ma scusate, ma credetemi, nella mia carriera sono passati dai miei studi televisivi comici che oggi sono affermatissimi, credetemi, molti ragazzi, anche cantanti, che non erano ancora, poi sono venuti la mattina da me in studio, alla radio, a TRM, e poi hanno preso il volo. Quindi questo è un battesimo positivo, non fate gli scongiuri, va bene? No, speriamo, Okay. grazie. Allora gli auguriamo di prendere il volo come il volo, insomma, il famoso trio. Ecco, Gargano, Danilo Di Maggio dice Cinzia Gargano top, c'è Chiara Seidita che ci ha mandato un messaggio: buonasera amici di Io Compro Siciliano nel Mondo, bravi per farci continuare a recuperare l'identità millenaria che spesso non sappiamo apprezzare, la musica, la migliore medicina dell'anima, viva Sicily On Air, grazie Chiara, grazie Caruccia. Cinzia, allora, come è nata la collaborazione con Dinastia? Allora, noi ci siamo conosciuti ad un contest a Catania, il Win Sisal Contest, all'interno del quale c'erano 4 cantautori scelti da tutta la Sicilia, e devo dire che quella sera c'è stata un'empatia così istantanea, correggimi se sbaglio Maurizio, durante quella serata, tra una canzone e un'altra, perché ci esibivamo a turno, poi c'era la votazione, poi si riprendeva, erano 4 brani se non sbaglio. Tra una canzone e un'altra ci fermavamo a parlare del nostro percorso, da lì poi mi è dispiaciuto per Maurizio, perché effettivamente meritava di vincere, qui lo dico, e poi niente, vabbè, durante quel contest, alla fine di quel contest, dopo che hanno decretato, diciamo, il vincitore, che sono stata io, non si sa, così per caso, abbiamo deciso di collaborare, perché io sono anche autrice, e quindi ci siamo ritrovati in questo mondo di autori un po' folli, così ci detti: ma perché non collaboriamo? Sì, ok, va bene. Lì è stata una promessa che poi si è rivelata concreta dopo praticamente 1 anno e mezzo. Dinastia. Sì, no, confermo tutto quello che hai detto. Confermi o sta raccontando una serie di palle? No, confermo, e confermo anche il tempo che c'è stato, lo dico perché voglio essere proprio onesto, io ho una memoria che è cortissima, quindi io mi dimentico le cose molto facilmente, e ogni volta ci rincorrevamo col fatto che dovevamo fare questa collaborazione, però io poi mi dimenticavo, poi mi veniva di nuovo in mente, facevo queste cose, quindi abbiamo perso un po' di tempo durante tutta questa pandemia, però poi alla fine ci siamo ritrovati finalmente, ed è nata una bella collaborazione, un brano che magari sentirete presto, spero sentirete presto, perché è forte, Cinzia è forte davvero, mi piace tanto. Poi anche colgo l'occasione per fare complimenti ai Gerardi e Rimone, che sono un loro fan, li seguo da quando li ho conosciuti al contest, quello di ricordati chi sei, e sono fantastici, veramente, sono veramente bravi questi ragazzi. Gelardi, come vedete, la profezia è già in essere, che quando uno come Dinastia, che ha scritto canzoni per determinate, insomma, già artisti, si fissa di un gruppo, magari nasce una collaborazione.
capito? Ve l'ho detto, fidatevi. Dinastia, ma tu stasera da Paternò non mi regali nulla? Che cosa ti devo regalare? Io sono da solo, perché di solito faccio i live, faccio con chitarra e voce, però mi manca il chitarrista perché io non so suonare, quindi mi manca Antonino, il mio chitarrista, quindi cosa ti regalo una barzelletta? Non lo so raccontare. Che c'hai a casa? Che c'hai da mangiare a casa? Magari mi offri qualcosa da mangiare. Sì, guarda, sì, quello volentieri, possiamo fare una cosa, anche perché poi mi dietto in cucina, quindi magari vi posso fare un piatto, quello sì. Hai capito, quindi sei uno che hai preparato la tua ultima pietanza, qual è stata? Ma guarda, io sono fissato con sono una sorta di nerd della pizza, quindi mi cerco le farine, tutte quelle cose là, mi faccio le alte idratazioni, mi seguo tutti quei video di tutti questi pizzaioli contemporanei napoletani, mi seguo tutte queste cose, quindi faccio queste pizze con un 80% di idratazione, 90% mi cerco di fare queste cose, sono un nerd anche nella cucina, quindi l'ultima cosa che ho fatto è stata la pizza. Maurizio, comunque farine di grano siciliano, immagino. Brava. Esatto. Siciliano. Esatto. Ora appena finiamo la trasmissione, Morici mi manderà un messaggio e mi dirà: la mistretta è una che potrebbe prendere il posto di Canzoni a Sissi On Air, così mi sono dato la zappa nei piedi. Cioè, capito? No, la mistretta gradirebbe magari una di queste cassette un po' mix con frutta, con prodotti tipici siciliani, non è male. Posso spendere tante altre parole. Senti Marina, in 20 anni di RGS, qual è l'intervista che è stata la più complicata o comunque quella che ti ha fatto più emozionare? Cioè, volevo tirare fuori in questo momento l'aneddoto dei 20 anni di RGS con l'artista, con l'ospite che magari inaspettato ti ha fatto rimanere a bocca aperta, ti ha risposto tanto, oppure quello che proprio non ti ha filato, tu facevi domande e magari era... Allora, sicuramente la più complicata proprio un po' per l'importanza dell'ospite e un po' per quella che era la location, è stata quella con Vasco Rossi. È stato per un suo live com, lui in realtà si trovava in Puglia, all'Alcormie, che è una discoteca all'interno di una riserva naturale, tra l'altro, e lì c'era pochissimo tempo proprio a disposizione, e aveva appena finito le prove proprio per la stampa, e allora mi hanno detto: Marina, hai 19 minuti di tempo, no, 19. Beh, che io sono nata al 19 come giorno e al 19esimo minuto spaccato, insomma, sono riuscita proprio a terminare, ero con il mio tecnico, poi divenuto anche consulente artistico e lì insomma il complimento, ho detto: ma sai che sono una ragazza veramente astuta e arguta? Non so perché disse così, però l'ha detto. Quella che mi è rimasta più nell'anima, ti devo dire, Gianna Nannini, è una grande emozione. E poi quella che forse lo posso dire, una di quelle che ho cannato, o comunque chissà, forse per il personaggio un po' particolare, Antonello Venditti. Perché? Che hai combinato? Lui è romano, no? Sai come sono i romani? No, io non ho combinato assolutamente nulla, diciamo che forse quella giornata per lui non è che fosse partita proprio col piede giusto, diciamo, non posso ripetere, però non me le ha mandate un po' così. Cioè, io stavo riflettendo nella tua carriera, tu sei una testimone dell'evento dell'estate per eccellenza, cioè del Festival Bar, per esempio. Festival Bar, purtroppo una manifestazione che ormai non esiste più. L'ultimo anno credo che sia stato proprio il 2007, 3 le edizioni in Sicilia, nel 2001 a Taormina, nel 2004 a Catania, nel 2007 sempre a Catania. Sì, purtroppo non esiste più, sostituita da tante altre manifestazioni musicali che fortunatamente adesso in TV stanno nuovamente prendendo piede, perché avevano un po'... Con tutto il rispetto, Marina, con tutto il rispetto per Battiti Live, quindi comunque diciamo, sì, però non è... No, vuoi mettere Vittorio Salvetti o poi successivamente Andrea, il figlio? Andrea, infatti. Voglio dire, insomma, l'organizzazione del Festival Bar non ha niente a che vedere con Wind Music Awards o passando per Battiti Live. Tra l'altro
Ti posso dire che quando è tornato in Sicilia il Festival Bar, appunto nel 2001, quindi ormai sono esattamente 20 anni fa, e mancava dalla Sicilia da tanti anni, da circa 15-16 anni, è stato un tale colpo d'occhio che poi loro hanno voluto appunto ripetere con altre edizioni. Quindi la Sicilia, che a volte per quanto riguarda i live è così difficile in certi casi da raggiungere, però quando si fanno dei live qui assolutamente non ce n'è per nessuno, forse. Allora, la cosa che sto evidenziando in questa serata è il sorriso di tutti gli ospiti, nonostante Noemi, quindi i Gelardi, Cinzia, Dinastia, sono ragazzi che si alimentano grazie ai live, cioè fare la serata all'interno di un locale piccolo piuttosto di una piazza grande è una cosa che a questi ragazzi dà una grande carica. Da un anno praticamente si è fermi, le notizie che ci arrivano, questo soprattutto dalle grosse organizzazioni, la sospensione di molti concerti, almeno nella sessione estiva, quindi questo diciamo non fa ben sperare. Volevo chiedere a Cinzia, per esempio, a Dinastia e a tutti gli altri, quanto vi mancano potervi servire dal vivo. Cinzia. Sicuramente la componente del pubblico di presenza è la cosa che fa la differenza, perché sì, ci sono stati dei live ovviamente sul web che possono aver dato quella parvenza di normalità, però alla fine quanto è bello cantare e potersi esprimere con un pubblico che ti guarda, che ti sorride, che ti è vicino emotivamente, che ti parla a fine concerto, magari venendo anche da te per darti il suo pensiero, farti i complimenti. Questa cosa manca tantissimo, perché l'emozione della musica è un'emozione condivisa. Quindi tramite uno schermo rimane sempre comunque un limite, una freddezza di base che comunque non ci permette di sentire quel calore, quella cosa che poi è quella che ci spinge a dare sempre meglio, a fare sempre di più. Quindi manca tanto. Maurizio Dinastia, naturalmente tu che eri abituato anche a essere riuscito ad aprire concerti di quel tipo di livello, ritrovarsi all'interno di una camera e fare lo streaming oggettivamente di una tristezza pazzesca. Sì, no, infatti io sono forse tra quelli là che comunque ha deciso di non fare live tutto questo tempo nelle dirette, perché a me manca proprio il fatto di interagire col pubblico, che ci sia una persona, che ci siano 100, che ci siano 1000 persone. Mi piace il fatto di interagire col pubblico, di avere davanti delle persone con cui vai a parlare, vai a dialogare, o al di là della canzone, e quindi farlo attraverso uno schermo non ci riuscivo, sarei stato molto, molto falso fare questa cosa qua, quindi ho deciso di non fare proprio live, di aspettare tempi migliori. Gelardi, parlano che molti ragazzi, una buona parte dei ragazzi in questo periodo stanno entrando in depressione. Questo è un argomento serio, sì. Siccome noi arriviamo a tutti. Volete dire qualcosa a tal proposito? Come state superando questo periodo? Anche voi immagino che abbiate dei momenti di down, insomma, che non state tanto bene. Cosa dite a tutti i ragazzi che in questo momento si stanno rifugiando in altre cose magari poco chiare o che si stanno deprimendo troppo? Stefano, tu che è molto strano non stai bene. Prendetevi delle pause, ma anche delle pause da quello che stiamo utilizzando ora, perché pur essendo l'unico modo per stare in comunicazione, quindi è chiaro che in questo momento lo usiamo più di ogni altra cosa, la pausa serve per rimettersi un po' in contatto. Certe volte mi rendo conto, stando allo schermo per tante ore, che poi quando guardo magari qualcosa dico, caspita, lo posso toccare, lo posso sentire, e questa cosa mi fa riflettere molto, cioè molto triste in realtà come cosa. Quindi prendersi delle pause da quello e parlare, soprattutto parlare con qualcuno. Marina, noi cerchiamo quotidianamente attraverso la radio di tenere compagnia alla gente che sta vivendo un periodo drammatico, soprattutto i ragazzi. Cosa ti senti di dire a chi ci sta seguendo e chi ci seguirà in condivisione nelle varie puntate? Ma guarda, io dico veramente seguite tutti
tutto quello, sebbene in streaming, infatti adesso Maurizio ti dico una cosa, sebbene in streaming, quindi sebbene online, seguite la radio, seguite le web radio, seguite le radio normali, scaricando anche le applicazioni, seguite la TV, seguite anche quelli che sono quei live in streaming, perché vedi Maurizio, tu prima hai detto una cosa giustissima, ovviamente per chi fa il vostro lavoro è normale, il palco è linfa vitale, ma anche per chi ama andare live ai concerti c'è quell'aspetto proprio emotivo che logicamente uno schermo, anche come in questo caso, non potrà mai sostituire. Però pensa un po' ad esempio a quello che stiamo facendo in questo istante. Tanti artisti si sono spesi in questi mesi, soprattutto durante il lockdown della primavera, in tutto il mondo, proprio utilizzando lo streaming e quindi le tante piattaforme, per comunque in qualche modo provare a trasmettere qualcosa con la musica che è veramente terapia della mente, terapia dell'anima anche. Quindi sicuramente il consiglio che mi sento di dare soprattutto ai giovani, sì, se potete sempre seguendo determinate norme di sicurezza, su questo non ci sono dubbi, però sicuramente staccarvi per quanto possibile dallo schermo, dallo smartphone, però al tempo stesso utilizzatelo con quelli che sono i canali giusti per continuare a seguire, sebbene in streaming, le proprie passioni, tutto ciò che comunque in un certo qual modo possa dare delle emozioni comunque, anche in questo modo. Bene, siete tutti d'accordo? Sì, assolutamente. Sì. Ecco, bene. Cinzia Gargano, quando eri piccolina, la prima cosa che hai cantato, qual è stata? Ecco, come sputtanarsi in diretta. Io da piccolina, siccome ho cominciato da ballerina all'età di 4 anni, però ho sempre cantato e ballato contemporaneamente. Poi ho scelto la danza perché è stato il mio primo amore, perché io ho ballato e camminato contemporaneamente. Però tutto il giorno io stressavo i miei genitori, scusate mamma e papà, con le canzoni di Lorella Cuccarini e Eter Parisi, e quindi cantavo e ballavo tutto il giorno le loro canzoni. E quindi tutte quelle, le cicale, poi una zebra Pua, che in questo momento non ricordo chi la cantasse, e quindi io stavo ore e ore a cantare queste canzoni fino allo sfinimento, cioè mia mamma mi seguiva col piattino di pasta a farmi mangiare perché io dovevo cantare e ballare in giro per casa. Quindi così. Senti, tu mi hai detto che stasera qualche secondo a cappella me li regalavi. Sì. No, ti faccio un pezzettino, no, non di queste canzoni, cioè. Ti faccio un piccolo pezzo della mia Stupiscimi, un pezzo inedito. Vada. Stupiscimi, dai almeno tu stupiscimi, dimostra che quando ti parlo ti ascolti un abbaglio, non uno sbaglio. Stupiscimi, ti prego almeno tu stupiscimi, ed anche stavolta una storia contorta mi giro è finita, ma tanto io sorrido alla vita. Brava. Un po' di sano swing, un po' alla dirotta su Cuba, Marina. Addirittura dirotta su Cuba, bravo, che bravo intenditore, mister Canzone. Cinzia, una domanda. Sì. Cos'è quella cosa che ti ha stupita maggiormente nella vita? Oltre alla richiesta di matrimonio, probabilmente, no, non lo so, magari quella te l'aspettavi. No, non me l'aspettavo, no, non in quel momento, però. Allora, la cosa che maggiormente mi ha stupita. Allora, io ho smesso di ballare non per volontà mia, ma per un incidente in auto che purtroppo mi ha lasciato dei residui che non mi hanno più permesso di ballare. Quindi io facevo musical, facevo la ballerina professionista. La cosa che forse di più mi ha stupito è ritrovare me stessa all'interno della musica, rinunciando alla danza, ma scoprirmi poi cantautrice e quindi recuperare quell'amore, quell'energia che mi dava la danza prima, perché ovviamente riempiva le mie giornate rispetto alla musica, e quindi mi sono stupita nel ritrovare quell'amore che pensavo di aver perso. Torniamo allora, scusami,
ti precedo un secondo, Vincenzo. Lo so che non mi inviterai mai più. Comunque, torniamo, no, perché hai detto una cosa molto importante. Torniamo alla forza della musica, al potere della musica. Pensa che Roby Facchinetti proprio pochi mesi fa ha anche pubblicato un libro con un aneddoto in particolare in cui proprio si parla di quello che è il potere e la potenza della musica. Assolutamente. Poi io ho sempre scritto, da piccola scrivevo poesie, da grande le poesie sono diventate canzoni. È sempre stato un modo, fin da piccola, per metabolizzare una sorta di catarsi mia personale, che poi con la musica ha trovato la sua maggiore espressione, e tuttora posso dire che è il canale che ci permette a tutti noi qui stasera di vivere le nostre emozioni, di essere noi stessi, di presentarci al mondo per quello che noi sentiamo e che magari così nella vita di tutti i giorni si potrebbe anche non percepire. Bene. Allora, Gelardi, avete il compito in meno in un minuto della canzone Sipario. Guarda, sono scioccati. Manco io lo so che cos'è sta canzone. Cioè, la canzone la sto inventando adesso, nel senso che mi serve adesso una schitarrata gelardiana al limone per dire che stiamo per concludere. Tra qualche secondo, ascoltatemi, tra qualche secondo i saluti finali della puntata di oggi, ma prima... Vada. Cosa? Che cosa? Sogni un mare intrattabile, ma non so nuotare, ho paura di me. Potrei affogare restando a pensare acqua a come deve essere, fingersi un pesce guardando il riflesso del sole danzare su un cielo marino, e nel frattempo sarei già morto. Signori e signori, grazie ai Gelardi al limone, grazie, Fantastici. Ciao Noemi, un bacio. Grazie. Bravi, Ciao. siete fantastici. Bilobbo, grazie, che belli. Ciao Noemi. E naturalmente Vincenzo, io vorrei dire, ti dico, i Gelardi al limone devono assolutamente presentarsi sicuramente ai casting di qualche talent. Non c'è dubbio, ma non c'è dubbio. Devono provare. Ci credo, e ragazzi ci credo, perché sono innovativi, retro, e poi le facce, perché voi lo sapete, la faccia del frogman, sì. Secondo me. Vabbè, comunque c'è già qualcuno che a quanto pare ci sta dietro così. Ci sta quindi... adocchiando. Sì, va bene. Grazie a Cinzia Gargano. Buon matrimonio. A quando? Vediamo il Covid cosa ne pensa. Dobbiamo capire. Sposati, per favore, sposati. Bravo, un saluto. Mario Funderotto. Mariuccio, Mario. Gianfabri Production, facciamo parte anche un po' di questa agenzia che ciamo ritorneremo a fare dei live tutti insieme. Grazie a Dinastia, grazie mille. Grazie a voi. Caro. Grazie ancora. Ciao Cinzia, grazie mille. Ciao. E sono rimasto solo con Marina Mistretta. Domani mattina. Questa è fortuna. Domani mattina, calcola che stiamo toccando adesso il top di ascolti in questo momento. C'è gente che si sta collegando. Dovete sapere che domani mattina avete due possibilità alle 7 del mattino. O sentite Marina Mistretta su RGS, il ritmo dei grandi successi, o sentite me su Prima Radio. Fate voi. Io lascio libera scelta. Io ti ringrazio. Possono fare un po' di zapping radiofonico. È brava. Marina è brava. Marina è veramente brava. Sono contento che stasera ti sei divertita? Anche tu, sei divertita? Molto. Il tempo è volato, 22:18. Mi dispiace quasi. Dovete prolungare questo format. Guarda, ritornerai, perché sono convinto, perché poi l'obiettivo ritornerai.
Ma perché questo format andrà anche dal vivo, quindi ti inviterò quando faremo magari il live. Insomma, quindi Marina Mistretta ci sarà. Grazie ancora, un abbraccio a Marina Mistretta e ci vediamo. Buona musica. Ciao cara. Ciao, una buona serata. Ciao, grazie. Grazie a Paolo Gatto che ha curato la regia, Marzia in redazione, tutti voi che ci avete seguito anche fino adesso. Qualora lo vogliate, giovedì prossimo torniamo con Sicily On Air, sempre alle 21:30 su Io Compro Siciliano. Domani mattina sarò in radio e poi via via ci andiamo sentendo. Sigla.